Non si placa lo sconcerto e il dolore a Due Ville per l'improvvisa scomparsa di Alessandro Berdin, l'autotrasportatore di 50 anni morto nel pomeriggio di ieri in uno spaventoso incidente stradale tra due autocarri e una vettura lungo la strada regionale del Santo. L'uomo, dipendente di una ditta di Arcugnano, era alla guida di un autocarro Iveco carico di profilati in alluminio. Per causa in corso di accertamento da parte di polizia locale e carabinieri, il mezzo, forse per un malore di uno degli autisti, si era scontrato sul rettilineo con un furgone al confine tra Resana e Loreggia. A bordo due fratelli di 75 e 76 anni rimasti feriti gravemente nell'impatto. Oggi a destare ancora molta preoccupazione è lo stato di salute della donna, 75enne residente a Loreggia e ricoverata al Cafoncello di Treviso. Ferita meno gravemente invece una giovane donna alla guida di un Audi carambolata contro le protezioni laterali. A Due Ville la notizia della morte di Alessandro Berdin è giunta rapidamente, gettando nel dolore e nello sconforto amici e familiari. L'amministrazione comunale ha voluto esprimere il cordoglio per la tragica scomparsa del suo concittadino. Esprimo a nome del sindaco, dell'amministrazione e dell'intera comunità di Due Ville profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Alessandro, venuto a mancare mentre stava svolgendo il proprio lavoro. La sua perdita ci colpisce tutti, ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore.